Una manciata di secondi alla partenza della seconda prova del trofeo Anna Maria Grassi. Dopo la prima comanda Michela Rossi con 10 punti, avendo vinto davanti a Antonio Simioli, quindi Filippo Gallo, Michele Canali e Ciro Ciccarelli. 10-5-3-2-1 come detto il punteggio. Poi ci sono le eventuali sanzioni per i cavalli che hanno creato problemi, che hanno insomma danneggiato altri concorrenti. Questa seconda corsa: 1 Zeppolin Artongi, 2 Zephyr, 3 Zarasco, 4 Zambla Alta, 5 Zack Wild, 6 Zaffiro Top, seconda linea 7 Zugheteci CSM, 8 Zelgad, 9 Zagaran Bigi, 10 0 Giulia. Zelgad non corre e quindi sono 9 i favori per Zaffiro Top numero 6. Partenza con Zaffiro Top che se la prende molto comoda, invece dall'esterno è Zack Wild che cerca di sfondare, ancora Michela Rossi scatenata, cerca di superare Zeppolin Artongi che si difende per 100 metri, poi lascia sfilare l'avversario. Zack Wild dunque leader su Zeppolin Artongi. In terza posizione vediamo Zambla Alta, poi gli altri. In seconda posizione è Zarasco, che ha cercato di contrapporsi a Zack Wild, ed ora c'è la risalita del favorito Zaffiro Top, e Zaffiro Top ovviamente non incontra ostacoli e va sul leader, passando a condurre in meno di 600 metri, 46,3 per Zaffiro Top e Ciro Ciccarelli che guidano al passaggio davanti alle tribune. Percorsi esterni si impegna Zuvetici CSM, trascinandosi 0 Giulia e quindi anche Zagaran Bigi. Intanto gli 800 in 1 minuto e 8 decimi con 14,5 davanti alle tribune, quindi ora sta andando buona andatura il leader e favorito Zaffiro Top, che completa un chilometro iniziale in 1,16,2. All'esterno Zuvetici CSM, si trascina 0 Giulia, alla corda rimane Zack Wild con in schiera Zarasco, poi Zambla Alta, Zeppolin Artongi, via via gli altri. Intanto 400 alla conclusione con sempre leader Zaffiro Top, Zack Wild in seconda posizione, cala invece 0 Giulia e anche Zuvetici CSM non progredisce più, mentre Zack Wild cerca di avvicinare Zaffiro Top, che entra comunque nettamente al comando addirittura d'arrivo. Zaffiro Top nel finale allunga in scioltezza, viene a vincere netto, mentre per il secondo posto sul palo Zack Wild forse controlla ancora Zagaran Bigi, che corre comunque molto molto bene, finisce fortissimo, 29,8 a chiudere, 1,15,1, vittoria in scioltezza per Zaffiro Top e Ciro Ciccarelli, che così conquista 10 punti importanti, ne aveva già uno, quindi va a 11, ma Michela Rossi con il posto d'onore, che dovrebbe essere suo. Naturalmente ci sarà probabilmente foto per il secondo, ma noi pensiamo che Zack Wild sia riuscito a conservare il secondo posto su Zagaran Bigi. Rivediamo ora le immagini. Zack Wild e Zagaran Bigi, sì, 5-9, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo. Naturalmente aspettiamo l'ufficializzazione. Al quarto il numero 7 Zuvetici CSM, al quinto il numero 1 Zeppolin Artongi, quindi Michela Rossi sicuramente sarà la prima a scegliere il cavallo in finale, avendo ottenuto il miglior punteggio dopo le 2 prove preliminari.